Per applicare bene la libertà alimentare c'è da scocciarsi un po', trovarsi un mercato contadino, crearsi un network di contadini, allevatori, di persone che sappiamo che probabilmente avranno cibo un po' migliore di quello della grande distribuzione, dei supermercati, soprattutto per quello che riguarda il cibo fresco, le verdure, la frutta, le uova, la carne, letteralmente quasi tutto. Il 90% della spesa di una persona dovrebbe essere fatto da provenire da mercati locali, più possibile, nel posto dove siete, con roba della stagione che avete in quel momento, eccetera eccetera. Io lo so che andare a fare la spesa al grande centro commerciale è sicuramente più comodo, ma non è la scelta più salutare, la scelta migliore. Questo è il mio umile consiglio.